dall'osservatorio anche della Camera di Commercio, gli effetti di queste azioni intraprese sul territorio, che vantaggi portano ai consumatori? Innanzitutto direi che tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 anni come Camera di Commercio di promuovere quella che è la padovanità, o meglio quello che avevamo presentato nell'ultimo contenitore in Tecnofood Padova da gustare, la coscienza ai padovani di quali siano le produzioni che vengono fatte attorno alle loro case e che molto spesso non lo sanno. Abbiamo fatto nella serata finale risotto ai 5 radicchi, perché era una provocazione per far capire che dei 5 radicchi a marchio che ci stanno in Veneto li produciamo tutti e 5 sulla provincia di Padova, semplicemente per questo. Quindi prima di tutto prendere coscienza di quali sono le produzioni, prendere coscienza di quali possono essere i canali per andare a reperire questi prodotti che stanno appunto dietro le loro case, magari andarli a reperire o sui mercatini, andarli a reperire sulle vendite dirette in azienda, o magari andarli a reperire con le forme che arriveranno in futuro, tipo le botteghe di Campagna Amica. Quindi una filiera cortissima con un risparmio in soldoni sonanti, diciamo. Anche qua sul risparmio bisogna che ragioniamo per livello di qualità, che deve essere paragonato a livelli qualitativi uguali, ma la gente dovrebbe imparare a capire quale sia l'importanza dell'origine della produzione. Spesso l'etichettatura non è ancora perfetta, qualcuno marcia e ci fa il furbo. Dobbiamo sapere che ad esempio molte verdure di questa stagione arrivano da Nord Africa, dove la manodopera costa nettamente meno, parliamo di qualche euro al giorno, e quindi costa nettamente meno della nostra, e quindi parlare di risparmio bisogna paragonare anche da dove arrivano le produzioni, fare questo calcolo. Se vogliamo mangiare made in Italy, il costo del made in Italy è anche la manodopera delle produzioni agricole che costa, e quindi dobbiamo spendere di più. Se invece vogliamo mangiare prodotti che arrivano da altri territori, possiamo farli, basta ne siamo consapevoli. Dovremmo essere anche consapevoli di come vengono trattati questi prodotti, perché le leggi da un punto di vista fitosanitario e sanitario sono molto diverse da quelle in Italia. Quindi se dovessimo mangiare una fettina di prosciutto crudo, preferibile il prosciutto di Montagnana piuttosto che altri prosciutti di natura, come dire, molto incerta, come del resto ha verificato la Coldiretti nella sua raccolta dei famosi falsi made in Italy, no? È brutto da dire, però prosciutti a marchio 3 su 5 non sono prosciutti di maiale allevati in Italia come prevederebbero i disciplinari. Purtroppo scontri con autorevoli rappresentanti di questa categoria ne ho avuto più di uno, però dopo non sono riusciti a dimostrare, o meglio si difendono che devono stare sul mercato. Però allora io dico prosciutto made in Italy, prosciutto olandese trasformato abilmente, o meglio kosher olandese trasformato abilmente, se ha il marchio del prosciutto olandese avrà un costo diverso sull'acquisto della kosher e avrà un costo diverso quando verrà messo sul mercato. Però il consumatore deve decidere come spendere i suoi soldi e come spendere i suoi soldi sulla salute, perché quando si mangia si parla di salute. Ringraziamo il Presidente della Coldiretti per questi suoi momenti di chiarezza. Alla prossima. Grazie.